603.700 km² di superficie, un paese con circa 50 milioni di abitanti, la capitale Kiev, dove ci troviamo. Siamo arrivati in Ucraina. Kiev, una metropoli molto popolosa, circa 2.900.000 abitanti, si trova nel centro nord-occidentale dell'Ucraina ed è da questa capitale che parte il nostro viaggio alla scoperta di una realtà estremamente interessante. Non solo Kiev, ma anche altre città molto popolose in via di crescita, di espansione. Dopo un periodo di crisi, adesso la rinascita. Grandi opportunità per le imprese d'Europa, del mondo, dell'Italia in modo particolare, per gli imprenditori, per i professionisti, per fare investimenti, per aprire nuove occasioni di business. Ma come, dove, perché? Cosa succede in questa realtà, in questo paese? Cosa sta succedendo? Quali sono i mutamenti in atto dopo un periodo alquanto turbolento, di cui però non ci sono ormai più tracce? Lo vedremo insieme percorrendo questa città, scoprendo occasioni anche di incontro, di raffronto, convegni di carattere internazionale. Questo e altro ancora, e quindi seguitemi. Kiev, come tantissime capitali internazionali, sorge sulle rive di un fiume, il Dniepr, un fiume straordinario, molto ampio, dalle spiagge che lo circondano sabbiose e non soltanto, anche un porto fluviale strategico. Questo ha fatto sì che questa città diventasse nel tempo molto importante, soprattutto per l'Europa dell'Est. Resta importante, ha un cuore storico antico fatto di palazzi, vecchie chiese, piazze molto belle anche da visitare, due siti patrimonio dell'UNESCO e la parte moderna, dinamica del business, del commercio vitale. Il tutto sulla costa naturalmente occidentale del fiume, un fiume estremamente ampio che consente ancora attività produttive strategiche. Kiev non è soltanto la capitale dell'Ucraina e luogo strategico per il business di carattere internazionale, è anche occasione di forum internazionali per discutere dell'economia globale, un luogo di incontro dove viene fatto il punto per poter ampliare le attività di business e per poter fare delle politiche che coinvolgano l'Ucraina e tutti gli altri paesi, non solo dell'Europa ma del mondo, in un rapporto che faccia crescere l'economia, che possa creare delle opportunità di business per tutti. Personaggi importanti della politica, strategici per l'economia e non solo, in questa occasione di agenda internazionale, un forum strategico. Noi siamo qui presenti per raccontarvi, per fare il punto della situazione e le prospettive. Siamo con Alexander Danilenko, ministro degli affari esteri qui in Ucraina. Cosa si sta facendo in Ucraina per aprire il business con altri paesi, in modo particolare anche con l'Italia? Quindi provvedimenti di carattere legislativo, agevolazioni anche fiscali. Government of Ukraine made all efforts to stabilize the economy and to localize this. Prima di tutto, come Ministero degli Affari Esteri, stanno cercando di stabilizzare quanto più possibile la zona orientale che confina con la Russia, appunto per attrarre maggiormente gli investitori. È un paese sicuro adesso l'Ucraina per il business? Absolutely. I have to say that, Assolutamente sì, l'ambiente è molto sicuro per quanto riguarda l'economia e gli investimenti e spesso i mass media esagerano la situazione e la rendono molto più drammatica di quanto è realmente. Spesso si ritiene che la guerra sia ovunque in Ucraina, invece questa situazione di disagio è stata localizzata unicamente nella zona orientale. Per quanto riguarda la zona centrale ed occidentale dell'Ucraina è estremamente sicura, basta guardarsi attorno e vedere tutti gli investitori che sono presenti qui e vedere l'interesse che hanno all'interno di questo paese. Incontriamo Davide La Cecilia, l'ambasciatore per l'Italia in Ucraina. Ambasciatore, c'è stato il discorso del primo ministro ucraino. Che cosa ne emerge dell'economia dell'Ucraina e quindi le prospettive di sviluppo e di rapporti anche con l'imprenditoria in crescita del nord-est Italia?
Prima di tutto mi fa molto piacere trovare al Kiev Economic Forum una folta delegazione imprenditori e di operatori economici italiani, soprattutto del nord-est, che è un grosso segnale di interesse da parte nostra per gli sviluppi più recenti dell'economia ucraina e per le sue possibilità di investimento, per il suo alto potenziale. Proprio questo potenziale è stato il messaggio del primo ministro Groysman, nel senso di segnalare che in diversi settori, in particolar modo nell'economia digitale, il Paese ha delle forti capacità di crescita, che l'ambiente economico è stato migliorato, che naturalmente il Paese, e in questo senso il Primo Ministro ha voluto incoraggiare il Parlamento a legiferare, ha bisogno di quelle riforme necessarie perché si arrivi a una maggiore stabilizzazione, alla creazione di un quadro legislativo tale da consentire di sfruttare questo potenziale. Voi come ambasciata che tipo di supporto potete dare agli imprenditori, ai professionisti, a tutte le categorie produttive che stanno guardando con interesse all'Ucraina, con curiosità, a volte anche un po' con titubanza? Il sistema Italia qui è pienamente attrezzato per offrire sostegno agli operatori economici italiani, oltre all'ambasciata con un forte ufficio commerciale presente. L'ICE è presente, l'Istituto Italiano di Cultura, che ci dà un grosso aiuto nel settore della promozione, della cosiddetta promozione integrata. Stiamo mettendo insieme con gli operatori economici che sono qui presenti una Camera di Commercio italiana, quindi siamo pienamente attrezzati ad assistere in ogni settore potenziali investitori italiani che si volessero affacciare su questo mercato, che ripeto è un mercato in via di sviluppo, che si sta dotando della rete di leggi, di provvedimenti tali da consentire agli operatori stranieri di investire in sicurezza. Ringraziamo l'ambasciatore e abbiamo capito che quindi le istituzioni si stanno organizzando, ma esiste già una struttura preposta per supportare le imprese e i professionisti che vogliono intraprendere attività di business in Ucraina.